Buona giornata, 8:18 da una cortina meravigliosa piena di sole e naturalmente salutiamo il governatore del Veneto, Luca Zaia, che è presente qui da noi anche se è festa. Non fa festa, Buongiorno. Governatore, oggi? No, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, parliamo delle denunce della situazione nella nostra regione. Devo dire che è aumentato l'allarme furti, però la città più a rischio è Venezia. Belluno, insomma, appare in questo, diciamo, alla fine di questo elenco, però, insomma, ci siamo e come? Ma guardi, io non mi rifarei alle statistiche, farei una sola domanda: ci sentiamo sicuri oppure no? No. Ecco. Per cui non ci sentiamo, non ci sentiamo sicuri perché non c'è la certezza della pena, perché i ladri possono agire indisturbati, tanto alla fine non vanno in galera, non scontano pene degne di questo nome, perché i poliziotti non sono messi nelle condizioni di fare i poliziotti. Quando dico poliziotti parlo delle forze di polizia in generale. E in tutto questo contesto noi non ci sentiamo sicuri, punto e basta, ma non lo dico perché governa una compagine politica a me avversaria, lo dico perché è un dato di fatto, cioè è una situazione che si trascina da anni e sta assumendo toni da apoteosi, nel senso che oggi i cittadini sono preoccupati della loro sicurezza e non è neanche valida la proposta che fa qualcuno di dire cambiate antifurto e mettetevi le inferriate a casa, perché noi veneti non siamo abituati a questo. Sarà anche stupido l'esempio, ma insomma tutti noi ci ricordiamo le porte aperte e la chiave sulla serratura di casa da bimbi. Cioè, non ho capito per quale motivo dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Allora, Belluno per esempio è un po' nel mirino perché ultimamente, insomma, una città che appare in degrado, ci sono molti atti di vandalismo, negozi chiusi e residenti, insomma, se ne vanno dal centro. Quindi è una città a rischio, secondo lei, per questo? Guardi, questo se è così, poi nello specifico mi dispiace molto, perché Belluno è una bella città, è un riferimento di una provincia che è stupenda e dovrebbe essere, come accade in altre località montane di prestigio, perché le nostre montagne sono di prestigio, che dovrebbe diventare un po' la città di riferimento a livello metropolitano. Bisogna continuare negli investimenti della montagna. Questo governo ha tagliato in tutte le maniere. Mi chiedo dove sono finiti, faccio un appello, dove sono finiti tutti quei premi Nobel che mi facevano lezione su cosa bisogna fare sulla montagna. Adesso che hanno i loro amici al governo, vorrei capire come mai non vanno a dire ai bellunesi che hanno tagliato dappertutto. E la sanità? Come siamo messi? Tagli dappertutto sanità anche finché in mano al Veneto, alla regione del Veneto, noi le battaglie le facciamo. Un motivo solo basterebbe per dire la sanità deve stare in mano alla regione, perché quando tu eleggi un governatore e lo eleggi, non è nominato da qualcuno, questo comunque difenderà fino in fondo i propri cittadini, il fatto che gli ospedali devono restare aperti, è quello che stiamo facendo anche noi. Però è altrettanto vero che se io guardo la sanità, so che negli ultimi 5 anni il Fondo Nazionale è stato tagliato di 14 miliardi di euro, su 110, 14 miliardi sono tanti. Se guardo la sanità, vedo che un sacco di competenze sono state trasferite alle regioni senza un aumento di cassa, e quindi è come dire che qualcuno deve lavorare di più ma guadagna sempre lo stesso stipendio. Così non funziona, perché poi ne vengono meno i servizi cittadini. Uno per tutti, parliamo sempre di sanità, ma parliamo anche del sociale. Sul sociale hanno ragione coloro che si lamentano dei danni da emotrasfusione. Però vorrei ricordare che questa legge è una legge finanziata dal governo che adesso non finanzia più. Anche lì vitalizi, adesso cercheremo anche lì di tamponare, però non deve passare l'idea che è colpa della regione, perché se Roma pagava questi vitalizi e adesso non li paga più, non è colpa della regione, è colpa di chi ti ha tagliato. Lo dico soprattutto in tanti che mi stanno ascoltando. Noi adesso abbiamo in mente di trovare una soluzione, ma ripeto, la coperta è sempre la stessa, per cui la tiro da una parte e scopro il corpo dall'altra. Cioè, il sociale è una... Mentre vi parlo sto aprendo il balcone, scusate. Sì. Il sociale è una scusate, il sociale è una partita irrinunciabile. Penso a tutti i non autosufficienti, ai disabili. L'altra sera mi ha chiamato un ragazzo tetraplegico, sì, e quindi sostanzialmente totalmente paralizzato. Ha avuto un incidente stradale alle 5 del pomeriggio, non il sabato sera
ubriaco alle 5 del pomeriggio tornando dal lavoro, e questo ragazzo, oltre a non aver avuto nulla di assicurazione, mi dice: io con 1.200 euro al mese devo vivere, perché adesso ho questa pensione, devo pagare una badante che mi segue in tutto e per tutto, qui non ce la faccio. E poi mi è aggiunto avevo anche 30.000 euro di risparmi in azioni della Banca Popolare e ho perso tutta. Ecco, parliamo proprio della banca. Allora, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. So che lei ha scritto una lettera a Renzi & Company, no? Beh sì, guardi, non è, vabbè, faccio qualcosa, scrivo una lettera. Dico sostanzialmente che se c'è qualcuno che ha sbagliato deve pagare, punto. Questo è dogmatico, cioè non è che i cittadini possono pagare il conto della cattiva gestione. Quando dico cittadini intendo i correntisti, quando dico cittadini intendo i cittadini veneti, italiani, che possa, giustamente qualcuno che non c'entra nulla con questa banca può dire: ma scusa, ma perché dobbiamo pagare i danni di qualcuno con fondi pubblici? Tra l'altro è tanto vero che qui di mezzo c'è un'azione del controllore che ha controllato, cioè voglio ricordare che queste banche qua 1 anno e mezzo fa hanno superato lo stress test, cioè ci hanno detto che erano banche sane. Sì. Oggi io non so dirvi quanto sane siano, quanto non sane non siano, so che la quotazione sta andando sempre più giù delle azioni, siamo a meno 81%, peraltro io non avevo per carità, ho 100 azioni di Popolare di Vicenza, era un controvalore di 6.250 euro, e 500 azioni di Veneto Banca per un controvalore di 20.650 euro. Oggi anch'io ho subito il taglio del 80%, quindi da 27.000 euro, 8 per 2 16, ho perso più o meno più di 20.000 euro rispetto al valore iniziale dei 27.000. Però cosa chiede? Perché in effetti, diciamo, lei come governatore non può entrare proprio, no, nel vivo, ecco, però suggerisce qualcosa. Ma guarda, io dico una cosa, premesso che se qualcuno ha sbagliato deve pagare, questo lo sappiamo, però c'è un dato concreto. Allora, le banche popolari erano soggette a un controllo, le banche popolari hanno superato lo stress test, le banche popolari a questo punto, che comunque sono sempre state a fianco dei cittadini tutti questi anni, di economia eccetera, penso che il governo, come ha fatto per Montepaschi, come ha fatto per altre realtà, debba trovare una soluzione. Allora, qualcuno dice: ma Zaia scrive e invoca la soluzione delle 4 banche, vedasi Banca Etruria. Sì, ma io non invoco la soluzione di azzerare le azioni e le obbligazioni, cioè di anticipare quello che si chiama bail-in, cioè di far pagare il conto a chi è lì. Ma dico un'altra cosa, dico di utilizzare una parte della soluzione di quelle banche, che è quella delle garanzie, cioè intervenire come governo ad esempio con la Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, alla fin fine parla un territorio che ha 600.000 imprese e getta circa 24 miliardi di tasse che lascia a Roma ogni anno. Insomma, anche le banche. Beh, noi devo dire abbiamo la nostra Cassa Rurale, chiaramente banca di casa, come la si chiama, e continua a aprire filiali in giro. Adesso è di questi giorni l'apertura a Belluno, quindi insomma abbiamo una realtà sicura. Ma guardi, io non sono qui a certificare la sicurezza o l'insicurezza di nessuna banca, me ne guardo bene, perché non parlo di cose che non conosco e non voglio neanche creare psicosi o tranquillità nei cittadini. Ognuno è in grado di fare le proprie valutazioni. Dico semplicemente che il governo ha avviato tutto questo processo di riforma delle popolari, e penso che una parte di questo casino sia anche dovuta a una riforma obbligata e troppo accelerata. Dall'altro dico anche che anche sulle banche di credito cooperativo il governo ha presentato i suoi progetti. L'idea è quella di avere banche grandi, però l'idea è anche quella di avere banche secondo i dettami della BCE, che sono senza rischio di impresa. Ma una banca che non rischia niente non serve al territorio. A noi non serve una banca che presta i soldi a chi ce li ha, non ci serve. Siamo d'accordo, ci mancherebbe altro. Sento, so che lei ha un cane. Li ama i cani? Le piacciono? Sì, assolutamente sì. Vero? Abbiamo sempre avuto cani. Sempre avuto, quindi è una passione, insomma. Che cane ha? Posso saperlo? Questo è un bulldog di 9 anni. Però, insomma, le fa compagnia? Sì, i cani sono, insomma, gli animali sono assolutamente un valore nella vita dei cittadini. Sono d'accordo con lei. Allora, parliamo di una cortina bellissima, 4 giorni di
davvero di tantissima gente, tantissime manifestazioni, insomma un inizio stagione, diciamo un'apertura che dovrebbe significare anche un buon Natale. Però manca la neve. Siamo davvero messi male, secondo lei, con il clima? Ma guardi, io capisco che mi date, sì, come si può dire, poteri da veggente. Non volevo dare responsabilità, ma così che... Io dico che è inutile che ne scomodare i cambiamenti climatici e altre robe del genere perché non c'è neve, perché ciclicamente è accaduto. Io spero che ce ne sia, perché i nostri operatori si meritano una bella stagione. Sì. E adesso eviterei di star lì a dire non c'è la neve perché altre minestre varie, perché se ci pensiamo un po' abbiamo purtroppo, e sottolineo purtroppo, anche avuto stagioni con pochissima neve. Io però sarei ancora fiducioso, perché comunque guardi, le precipitazioni sono mancate, per cui acqua ne deve arrivare, e l'acqua da noi in pianura spero arrivi piano, e in montagna spero arrivi sotto forma di neve, anzi può solo che arrivare come neve visto le temperature, e i nostri operatori spero che per dicembre, cioè che per Natale abbiano le piste tutte innevate. Senta, parliamo anche del presepe. Non le sembra insomma che ci sia un po' troppo? Se ne parla troppo, e a volte anche a vanvera? Ma se ne parla a vanvera, perché guardi, ormai Natale vuol dire panettone, strenne natalizie, Babbo Natale, San Nicolò per chi lo festeggia, e sempre qualche anima bella, come ho scritto io, che si preoccupa del presepe dicendo che crea disagio ai bimbi musulmani o altre boiate del genere. Dico boiate perché Gesù è uno dei profeti nel Corano, e alla Madonna addirittura è dedicata una sura del Corano. Sì. Per cui se volessimo proprio stare a pignolare, il presepe è anche, come si può dire, è multietnico e assolutamente rispettoso del credo religioso. Punto, basta, mi fermo qui. Poi, se voglio essere più veneto, dico che a me sinceramente che qualcuno sia imbarazzato dalle mie tradizioni me ne frega niente. Ecco. Zero, ma non lo dico per arroganza, lo dico perché se io vado a Islamabad o piuttosto che a Casablanca o in altri paesi dove si professa la religione, dove sono islamici, quindi paesi musulmani, dico tranquillamente, rispetto che se tu vai in Turchia, molti saranno andati in Turchia, io ci sono andato più volte, vai a Istanbul, sai che a un tot di scadenza delle ore del giorno c'è la preghiera, è diffusa con gli altoparlanti nella città, e quindi è come se noi diffondessimo la preghiera del nostro prete con gli altoparlanti in tutte le città. Allora questi fanno sta roba, e io vado e rispetto in maniera ossequiosa il loro credo religioso. Entro nella moschea, mi tolgo le scarpe. Sì. Allora dico, tu vieni qua e fai quello che diciamo noi, se no te ne torni a casa tua, non c'è nessun problema, nessuno ti ha chiesto un favore perché tu venga qui. Senta, una dolente nota, ma tutti me lo chiedono ancora, questi operai forestali senza stipendio, ancora. Lo so che dopo lei si arrabbia, ma io gliela devo chiedere. No, perché... non è che sono senza stipendio, sta qua è una roba che si trascina da decenni ormai. Ogni anno c'è questa storia, e ogni anno c'è la copertura di cassa, e ogni anno poi si trova la soluzione. E ogni anno per loro una roulette russa, perché comunque finché non ti arrivano i soldi non sai mai di che è morto e morire. Mi metto anche nei panni di questi poveri cristi che comunque vedono anche, siamo in un mondo che cambia, dove anche nel pubblico ci sono grosse difficoltà, però noi cerchiamo sempre di risolvere la situazione degli operai forestali. Posso anche aggiungere che per quel che mi riguarda, se si potesse averli stabilizzati, cioè assunti anni fa, forse la soluzione sarebbe stata migliore. Non lo si può fare, per cui io dico troviamo la soluzione. Certo è che anche lì sono milioni di euro che ogni anno dobbiamo recuperare. Se fossero a busta paga, spieghiamo ai cittadini, non sono dipendenti dalla regione, ma sono avventizi, quindi non sono dipendenti a tempo indeterminato. Se fossero a tempo indeterminato noi avremmo riconosciuta quella spesa senza tanti casini di cifre da girare. Allora, oggi niente giunta, immagino, no? No, oggi no, domani mattina sì. Domani mattina fra l'altro abbiamo il ministro Poletti. Ecco, ci spieghi perché?
Ma perché si firma il passaggio degli uffici per l'impiego dalla regione, praticamente gli uffici di impiego che venivano gestiti dalle province passano direttamente alla regione. Ma poi domani spiegheremo tutti. Certo tutto. che sì. Grazie Presidente. Buon Grazie lavoro. a voi, buongiorno a tutti. Grazie.